Benvenuti, bentrovati, un nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana, quello del venerdì, che va a racchiudere un po' e a ricordare quali saranno gli appuntamenti del prossimo weekend. Andiamo subito a vedere, ricordandovi la nostra web e radio TV, che in questo caso risponde a www.venetoglobe.com, con il canale sportivo creato appositamente all'interno del contenitore che si chiama streamingsport.it. Per quanto riguarda invece l'audio, che potrete ascoltare su VG Radio, la emittente web appunto del nostro gruppo. Ricordo anche l'uscita sul digitale terrestre grazie a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per quanto concerne Veneto e Friuli Venezia Giulia potrete vedere sul canale 95. Ore 19:40, 19:45 circa il primo appuntamento, in seconda serata il secondo, nella prima parte della mattinata la terza replica. Andiamo a vedere quindi quello che sarà il weekend, o quali sono le notizie che ci porteremo dietro in questo fine settimana. E allora è tempo di presentazioni di auto, di Gran Premi e di Formula 1. Dopo la Ferrari e la Red Bull, presentazione anche della McLaren. Si chiama MCL35, rincorrerà le grandi con Sainz e Norris. Oggi, tra l'altro, c'è anche la presentazione della Mercedes, il team iridato con Bottas e Hamilton, che hanno già, tra l'altro, provato l'auto. Ad Anterselva sono scattati i mondiali di biathlon. Nella prima gara del programma, la staffetta mista, l'Italia ha conquistato una bellissima medaglia d'argento alle spalle della favoritissima Norvegia e davanti alla Repubblica Ceca. Oggi sprint femminile, si corre sulla distanza di 7,5 km per le donne. Il calcio con Milan-Juventus terminata 1-1 ieri sera, ancora polemiche per questa rovesciata di CR7 che fa toccare la palla sul braccio di Calabria, ed il VAR insieme all'arbitro decidono per il penalty. 24esima giornata che comincerà proprio stasera con Lecce-Spal, Bologna-Genoa ed Atalanta-Roma, sono le prime tre gare. Iniziata la Final 8 di Coppa Italia per il basket, Milano-Cremona terminata 86-82 per i milanesi e Virtus Bologna-Venezia terminata 82-81 sul filo di sirena dopo un tempo supplementare per la Umana Reyer Venezia. Andiamo a sentire il coach De Raffaele. Bellissima partita, giocata da due grandi squadre. Onestamente stasera abbiamo giocato una partita di altissimo livello, che era quello che poteva servire per vincerla. Poi naturale che negli episodi poteva succedere di tutto, però credo che abbiamo fatto uno squillo importante in questa stagione, forse il primissimo messo a segno, al di là del fatto di giocarci per la prima volta una semifinale. Ma abbiamo giocato contro grandi campioni, contro una grande squadra. Credo che nei 45 minuti non abbiamo rubato niente, abbiamo meritato. Penso onestamente che la preparazione, l'esecuzione da parte dei giocatori del piano partita tatticamente ha fatto la differenza. È un coach De Raffaele giustamente orgoglioso, giustamente felice di questa vittoria importante dopo un tempo supplementare 82-81 su Virtus Bologna. Oggi ci sono gli altri due quarti tra Sassari-Brindisi e in serata Brescia-Fortitudo Bologna. Nel campionato di pallavolo femminile di A1, dopo la giornata infrasettimanale con la vittoria della capolista Imoco Conegliano contro Bergamo per 3-0, ha vinto anche Novara 3-1 contro Scandicci. Novara sale al terzo posto in classifica in campionato dopo Busto Arsizio e naturalmente Conegliano che è davanti a tutti. Domenica 19esima giornata che si gioca per quanto riguarda l'Imoco al Palaverde, con una gara che ha già il sold out, il tutto esaurito, ovvero la solita Imoco Volley Conegliano Igor Gorgonzola Novara. Nella pallavolo maschile, squadre italiane impegnate in Champions, con Perugia che ha vinto in Portogallo contro il Benfica per 3-1, e poi il derby tutto italiano tra Trento e Civitanova, la spuntata Civitanova per 3-1.
Parliamo di atletica leggera adesso, perché lo abbiamo fatto anche ieri in sede di presentazione appunto presso la Silca SPA, in sede di presentazione vi dicevo del nuovo amministratore delegato di Silca SPA. C'erano da festeggiare 40 anni di atletica, 30 anni di triathlon, insomma i numeri parlano di un crescendo inarrestabile che ha portato nel 2019 ben 25.900 atleti partecipanti a 21 eventi. Quest'anno, il prossimo, nel 2020, gli eventi saranno 26 e si cerca di portare a correre circa 31.000 atleti. Sentiamo le parole anche del presidente dell'Atletica Silca Ogliano, Francesco Piccin. Allora, 40 anni, 30 anni, insomma, sono belle cifre. Sì. Tanti anni. Io ho avuto la fortuna intanto di fare l'ultimo decennio in qualità di presidente, come dicevo prima anche nella conferenza stampa. Ho vissuto negli anni 80-90 l'atletica con la maglia e quindi correvo, e quindi oggi omaggiare questa data è importante, soprattutto con me sponsor che, come oggi abbiamo detto, da 40 anni rimane lo stesso. Quindi andrei a vedere qualche statistica, quante società in Italia hanno mantenuto il nome Silca come l'abbiamo mantenuto noi per 40 anni. Questo significa che abbiamo dato credibilità non solo verso i nostri atleti, tutti quelli che sono passati per Silca e sono diventati oggi degli ottimi dipendenti di azienda, imprenditori o anche atleti stessi, ma anche verso l'interno, che abbiamo saputo dimostrare una multinazionale come questa, che fare attività sportiva nell'attività locale o nazionale ne valsa la pena anche per loro, mantenere e essere coerenti. Siamo stati coerenti, quindi questa è la cosa positiva. Avete sottolineato che non è per tornare indietro, ma volete tornare sul territorio anche per scoprire veramente qualcuno che dal territorio possa emergere. Sì, noi passiamo un po' le giornate, passiamo gli anni individuando attraverso anche tutta l'attività promozionale che facciamo quelle che sono le predisposizioni al nostro sport. Il nostro sport è ampio perché non è il calcio, non è la pallavolo, non è il basket, è l'atletica, che sono 21 specialità. Quindi un ragazzo che viene da noi non deve dire vado a correre perché vado a fare atletica, ma potrebbe dire che salta, che lancia giavellotti. Abbiamo fatto uscire dalla nostra società sportiva 2 o 3 giavellottisti a livello nazionale che oggi sono vestiti di maglia Fiamme Oro, Carabinieri, Fiamme Azzurre e via, che hanno potuto poi assaggiare la nazionale grazie a questi centri sportivi militari, ma in realtà sono nati da noi, quindi noi continuiamo la ricerca di questi talenti. Devono però anche i ragazzi capire che bisogna provare l'attività sportiva. E allora invitiamo a provare queste attività sportive, come diceva Francesco Piccin, presidente appunto dell'Atletica Silca Conegliano. Nella A3 di pallavolo stiamo andando verso la chiusura del nostro programma, allora parliamo di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, che arriva la trasferta a Fano, mentre in Serie C il Team Spes Conegliano va in campo sul proprio campo alla Zoppas Arena per affrontare la Roll Mac Trissino. Parliamo di rugby perché i Leoni del Benetton passeranno un weekend a casa questo fine settimana. Rimarranno a casa perché la gara a Newport contro i Dragons è stata rinviata per maltempo. Il Benetton avrebbe dovuto partire già oggi, si saprà la data nuova per affrontare appunto i Dragons tra oggi e lunedì. Intanto noi avevamo effettuato, come di consuetudine, un'intervista con un giocatore ed era Thomas Baravalle. Ve la riproponiamo. Naturalmente si parla di partita che si sarebbe dovuta giocare appunto domani, tenete presente questo, insomma inquadriamo il personaggio Thomas Baravalle, che tra l'altro ha già rinnovato con il Benetton. Eccolo. Bene, abbiamo approfittato queste settimane per pensare e preparare la partita contro Dragons, che sarà una bella battaglia, soprattutto là e con il clima come ci aspetta un po' di pioggia, ma niente, abbiamo preparato un po' tutto il game plan e ci siamo allenati bene, abbiamo approfittato anche di allenarci contro il Padova e Rovigo e penso che anche quello ci servirà per affrontare in maniera corretta. Tu intanto come stai? Tu sei rientrato con il Leinster? Per fortuna sì. È stato tosta, sempre essere fuori non è facile,
ma niente, grazie al lavoro di tutta la società sono fortunato di tornare. Hai anche rinnovato. Sì, 2 anni in più, quindi niente, continuare qua, contento e continuare a crescere. Si dice che manca poco perché possiate raggiungere gli obiettivi che state cercando di raggiungere. Sì, per fortuna ancora noi possiamo controllare quello che facciamo, quindi non dobbiamo aspettare altri risultati, ma dobbiamo approfittare queste 3 partite che vengono nella maniera corretta. Non saranno partite facili, lo dicevi tu stesso, i Dragons a casa loro. No, Dragons, anche dopo a Cardiff, Ulster, sono partite toste, che niente, dobbiamo affrontarle come tutte le partite, ma la verità è che a noi ci serve vincere. E allora serve vincere e si vinceranno naturalmente con altre gare perché, come dicevo prima del servizio, questa gara contro i Dragons è stata rinviata per maltempo. Andiamo a parlare di calcio in Serie B, allora in campo già oggi Pescara-Cittadella, poi sabato invece Benevento-Pordenone con Tesser che oggi sui giornali proclama dobbiamo trovare la serenità e la tranquillità dei tempi precedenti. Venezia-Entella. E attenzione perché c'è la decisione di Joe Tacopina di non fare più il presidente, diventerà presidente onorario. Lui dice che non cambia assolutamente nulla nel CDA e Tacopina ha parlato anche della questione stadio che sembra anche lì andare avanti. Lunedì invece posticipo tra Chievo e Salernitana. Per quanto riguarda la Serie C maschile, sempre Vicenza al comando, domenica si affronteranno Padova-Fermana, Triestina-Vis Pesaro, Lanerossi Vicenza, Virtus Verona-Vecomp, lunedì posticipo Reggiana-Arzignano. Per la Serie D, occhi puntati sul Montebelluna, a un turno abbastanza difficile a Villafranca per gli uomini di Lele Pasa che devono ritornare alla vittoria per non rischiare ancora di più in queste zone basse della classifica. In eccellenza invece a tenere banco è il girone B dove abbiamo segnalato ieri appunto la fuoriuscita dalla rosa di Lupo Vektovic, giocatore della formazione del QDP che perde il bomber che saluta i compagni e la società e abbandona. Per quanto riguarda le altre gare, Eclisse Martellago che sarà seguita dalle telecamere della nostra emittente, Noale Sandonà, Lia Piave Vittorio Veneto, Porto Gruaro Montello, Porto Mansuè Spinea, Robeganese Istrana, Union Pro San Giorgio Sedico e Union QDP Liventina. Sono tutte gare molto importanti ed interessanti sia per l'alta che per la bassa classifica. Passiamo alla basket per chiudere. In Serie A2 femminile il Ponzano, dopo la sconfitta con le Lupe di San Martino di Lupari nell'anticipo della settimana scorsa, gioca a Arghera contro le Giants, un'altra difficile gara per la formazione di Ponzano, mentre la Rucker Sanve non dovrebbe avere problemi sul proprio campo al Palasystem di Saccon di San Vendemiano nell'affrontare la Soresina, ultima della classe. Però attenzione a queste partite che sono il più delle volte molto insidiose. È tutto, ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon weekend, lunedì vi racconteremo quello che sarà successo. Buona giornata.